da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. È l'ultimo atto delle finali giovanili regionali. Oggi è il turno della Under 13 maschile e femminile. Per qualche istante in campo Chione Padova e Volley Treviso in campo maschile, a seguire subito dopo l'attesissima finale tra Clodia Milanotte, Imoco Volley San Donà Mico per il campo femminile. Come sempre seguiremo tutte le azioni più importanti e a tra poco anche per le impressioni dei protagonisti, come sempre su FIPAV Veneto TV. Giusto, se va piano deve andare in campo. Ragazzi, stiamo tornando a prendere, andiamo su e chiudiamo. Siamo tutti qua. Perché una palla che non abbiamo coperto, una palla che abbiamo sbagliato a ricevere e l'abbiamo messa
Tommaso Ghiraldo, capitano della Chioene, un set facile, poi punto su punto fino alla fine. Sì, è stata una partita combattuta e noi abbiamo vinto e siamo felici. Tutto qua, solo questo hai da dirmi. Sì, siamo felici, abbiamo vinto, abbiamo finito un anno difficile, adesso andiamo all'interregionale. E con quali ambizioni? Di andare più avanti possibile giocando al meglio. Cosa dite voi ragazzi tutti assieme? Fate un po' di confusione o no? Allora siamo con Luca Pozzebon di Treviso, in questa finale riesce a vincere Padova 3-0, in cosa sono stati più forti loro? Intanto loro sono stati più forti nella battuta e abbiamo regalato troppi punti. Nel secondo set ci è mancato poco, però potevamo portarlo a casa, e il terzo anche un po' di fortuna loro e è andata così. Súbeme la radio que está mi canción. Siéntelo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Anna, non si aspettano l'attacco su Anna, ok? Si aspettano la vittoria, si aspettano la San Lugano, ok? Non si aspettano Anna, cerchiamo bene Anna. C'è la parallela libera quando c'è il palleggiatore in prima. E arriva forte l'applauso della Palasport per le due finaliste. Pronti con la copertura! Dai! Ci sarà il Quello che avevo fatto per quanto riguarda devo riuscire a farla.
Allora soffiato, una gioia incredibile, 2 set condotti bene, poi qualche difficoltà alla fine, ma un titolo meritato. Il terzo set abbiamo avuto molte difficoltà, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo lavorato tanto in quest'ultimo mese ed è stata una gioia pazzesca. Voi siete contenti? Sì! Giorgia Sambugaro, ci avete provato ma non è stato abbastanza. Sì, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e per noi è stata un'ottima stagione, anche se abbiamo perso comunque le provinciali contro il San Donà. Niente da dire, sono una bellissima squadra e ci riproveremo il prossimo anno.